La decisione della consulta penalizza il governatore più votato e amato d'Italia e gli elettori che lo hanno sostenuto. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, promotore della raccolta di oltre 150.000 firme per cancellare il vincolo del terzo mandato, commenta così la decisione della Corte Costituzionale che, bocciando la legge Campana, ha di fatto messo lo stop anche alla rielezione in Veneto di Luca Zaia. Stefani, candidato naturale della Lega alle regionali, ma dal tema si tiene per il momento alla larga. Chi invece si mette a disposizione è il sindaco di Treviso, Mario Conte. Siamo tutti a disposizione sempre per il partito, ovviamente le scelte oggi sono tutte concentrate sui programmi e sulla continuità amministrativa, poi chi sarà l'interprete di questo programma verrà deciso in altre sedi, in altri momenti. Conte auspica che in corsa alle regionali ci sia una lista Zaia. A Focus il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisana ha prefigurato uno specifico scenario. Parliamo della possibilità che il presidente Zaia sia il capolista delle nostre liste, almeno in 3 circoscrizioni provinciali, e quindi diciamo che possa essere il traino per almeno in 3 collegi su 7, magari i più grandi del Veneto. Si dovrà cambiare il bomber, è il commento del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ma squadra che vince non si cambia, intendendo che il centrodestra al voto deve arrivarci unito. Sul terzo mandato De Carlo ostenta disinteresse. Credo che piuttosto che la querelle del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump. La consulta non ha fatto che ristabilire e ribadire un principio che in Italia è ben noto, che non è contro o a favore di qualcuno, ma fa parte delle regole democratiche che si è dato a questo Paese. Questione che non è chiusa invece per la Lega. A Trento il Consiglio provinciale ha approvato il DDL che consente al presidente Fugatti il terzo mandato. I veneti sono felici che i trentini possano scegliere liberamente il loro futuro, commenta il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. La scelta della consulta invece penalizza i cittadini. Veneto stretto tra 2 regioni a statuto speciale, autonomia quanto mai urgente, conclude Villanova. La riprova è che sull'argomento il governatore del Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimanda tutto al Consiglio regionale. La consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà il Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Per il Partito Democratico la consulta ha messo fine al teatrino sulla possibilità per Zaia di candidarsi nuovamente. Ora basta giochetti, basta menine, si fissi anche al più presto la data dell'elezione e si voti. Ora chiediamo al centrodestra e al presidente uscente con responsabilità di lasciare il Veneto libero da questi giochini istituzionali, di convocare alla scadenza naturale le elezioni regionali e di consentire al Veneto di girare finalmente pagina. Quindi ci viene da chiedere veramente al presidente Zaia come potesse sperare di ottenere un altro mandato, dato che non c'è mai in questo Consiglio regionale. Quindi giustizia si è fatta, si è affermato un principio che deve essere e rimanere sacrosanto per tutti, sia per Zaia sia per qualunque altro avvenire.